Sì, formalmente non sono ancora tutti insieme collegati i ministri dell'economia perché si vogliono definire tutti i dettagli del pacchetto di misure che però ha buone speranze di essere approvato, perché possiamo vedere le immagini in un videomessaggio prima dell'inizio dei lavori. Il presidente Centeno ha detto se arriviamo con uno spirito di compromesso ce la possiamo fare, perché ha ricordato qui non è come su una nave che rischia di andare a fondo: o ci si salva tutti assieme o se no non ci sono passeggeri di prima e seconda classe. Con quali strumenti l'ha fatto capire la cancelliera Merkel in una conferenza stampa nella quale ha raccontato di aver avuto anche una lunga conversazione con il premier Conte. Ha detto: siamo d'accordo sul fatto che ci serve con urgenza solidarietà, la Germania è pronta a concedere questa solidarietà ma non è pronta per gli eurobond. Insomma, secondo Berlino ci sono strumenti diversi dalle emissioni comuni per raggiungere l'obiettivo. Ecco perché anche qualche ora fa era intervenuto il premier olandese Rutte, il più ostile, il paese il suo, alle emissioni comuni, dicendo che stasera forse si può arrivare a una conclusione. Viceversa, l'ex presidente della Commissione europea Juncker aveva definito irresponsabile l'atteggiamento del governo dell'Aia. Comunque adesso anche hanno parlato i ministri francesi e tedeschi, che sono un po' gli autori della mediazione, dicendo che ci si potrebbe arrivare. Per ora da Bruxelles è tutto, linea di nuovo allo studio. Ed è polemica per